Ciao amici e benvenuti a questo 109esimo episodio della nostra partita con l'Italia. La Francia, sconfitta militarmente su tutti i fronti, si trova assediata completamente da numerosissime armate italiane comandate dal nostro Cosimo II Gonzaga, una sorta di nuovo Giulio Cesare che appunto sta tentando di impadronirsi della Gallia, ormai divenuta Francia. E scusate se negli scorsi giorni non ho potuto caricare nessun video, ma sono molto impegnato in questo periodo e penso che anche nei prossimi giorni sarà insomma la stessa situazione, caricherò solo raramente. Voglio però ringraziarvi perché appunto qualche giorno fa abbiamo superato quota 500 iscritti e quindi beh, è molto bello perché il mio è un canale molto specializzato, contiene solo video di Europa Universalis 4 e 3 e sono sicuro che il canale italiano dedicato a Europa Universalis con più iscritti, quindi penso che abbiamo formato un bel gruppo e spero che possa andare avanti così. Ma riprendiamo. Dobbiamo adesso semplicemente portare a termine gli assedi qua e anche naturalmente quelli in Sud America, che forse sono un po' più numerosi. Sto considerando se magari potremmo dividere ulteriormente questo. Potremmo magari mandarlo qui. Non c'è più, mi pare, l'armata nemica. L'avevamo già sconfitta. O si nasconde Nuova Calabria. C'è solo questa, una piccolissima armata. Quindi però qui abbiamo il problema che serve un grande esercito qui per l'assedio. Possiamo solo spostare 1000 uomini e forse ci conviene stare un po' attenti. Sì, non possiamo ancora assediare tutto, ma penso che sia solo una questione di breve tempo. Abbiamo un sacco di eserciti e dobbiamo anche assediare le isole del Pacifico, che solo alla fine dello scorso episodio dell'Oceano Indiano, che solo alla fine dello scorso episodio sono diventate raggiungibili grazie alla clamorosa sconfitta della flotta francese, e adesso le assedieremo per bene per poi fare la pace con la Francia. Il nostro intento è quello di liberare tutti i territori facenti parte dell'impero e anche vedere, naturalmente porre fine a tutto l'impero coloniale francese e vedere cosa possiamo fare col resto dei punti, se ci sono degli altri punti che possiamo spendere. Poi vorrei anche fare il prima possibile una dichiarazione di guerra all'Olanda semplicemente per liberare prima alcune province e poi in una successiva guerra vassalizzarla. È importante fare anche una guerra contro l'Austria, quindi c'è tutta una serie di necessità. L'Olanda è alleata all'Inghilterra, che a sua volta è alleata all'Austria, quindi potremmo anche finirci in guerra. Quando facciamo la guerra con l'Austria vorrei avere qualche pretesa su di loro, in particolare su Barrois, perché a Barrois voglio ripristinare lo stato di Bar. Spero che questo mi dia autorità imperiale. Ho scoperto riguardo all'autorità imperiale che, cioè mi ero dimenticato, in realtà lo sapevo già, possiamo aumentarla liberando vassalli, il che non ci dispiace, perché una volta revocati i privilegi, gli stati tutti gli stati dell'impero diventano nostri vassalli e non occupano più relazioni diplomatiche. Quindi se noi liberiamo vassalli
E riduciamo il tempo di formazione dei core perché siamo meno estesi. E in più non aumenteremmo, però dovremmo riuscire a assicurarci di arrivare qui. Non aumenteremmo il numero di relazioni diplomatiche. Quindi è una buona. Sarà il modo con cui probabilmente arriveremo fino alla penultima riforma. E dobbiamo anche fare poi un po' di guerra qui, riprendere. Io voglio soprattutto conquistare il Portogallo, così ci annettiamo tutto il Sud America. Dopo quello francese, anche quello portoghese. Allora, flotta d'Occidente, ok. Le altre sono pronte. Allora, iniziamo pure, magari mettiamo velocità 2 inizialmente. Sì. Useremo magari i diplomatici appena se ne libereranno. No, no, è rientrata la Spagna nella coalizione. Era un po'. Era diventata molto facile da battere, ma la Spagna è rientrata. Comunque, appena si libereranno, voglio creare pretese su Inghilterra e Olanda. Non ci sono successioni diplomatiche interessanti. E abbiamo ingaggiato il nemico a Mascherenia. Ha una nave. Una nave prontamente attaccata e affondata. Allora, qui è arrivata. Io direi. Forse Ottaviano ci poteva essere più utile in altri luoghi. Vabbè. Allora, portiamo a riparare le navi danneggiate. Qui. Non è proprio facile. Ah, ho anche reinserito con più frequenza l'inno. Vediamo un posto leader.
Ecco, questo era l'inno d'Italia nell'interpretazione di Sara, l'inno dell'Italia dei Gonzaga. I russi vedo che continuano il loro colonialismo. Questo è meglio, ho pensato che fosse meglio rifugiarli, vista la potenza degli ammiragli nemici e la nostra inferiorità numerica. Meglio non, insomma, far finire male un'operazione bellica che stava andando benissimo, cioè una guerra che sta andando benissimo. Mhm. Allora, vediamo un po', possiamo... Ah no, non possiamo ancora qua, qui invece sì. 16. Non affonderanno tutti, vero? Speriamo di no. Allora, io cercherò di fare... Ecco, questi qua li volevo dividere in 3, la flotta africana. Eccola qua. Per poi ritirare le flotte più danneggiate. Allora, potremmo anche nel frattempo magari dichiarare guerra a Tripoli. Sarebbe una cattiva idea. Abbiamo degli eserciti non utilizzati. L'unica cosa è che non abbiamo le flotte. E non abbiamo eserciti qua. Fantastico. Allora, no, Tripoli quindi non possiamo fare niente. L'Olanda abbiamo fatto quegli errori, abbiamo fatto un'alleanza che poi non ci serviva. Ah, ma c'è qualcuno sta ancora sabotando la reputazione. Era a Tripoli l'altra volta e dobbiamo farla pagare a Tripoli perché non può starci che rovini la nostra reputazione impunemente uno stato così ridicolo. Chi vi credete? Avete una sola città nel deserto, maledetti. E osano, come dire, sfidare il nostro dominio. Qui, ah, certo. Vabbè, andiamo ancora un po' avanti. Qui io ho un po' paura per queste flotte che me ne dimentico un giorno e poi chissà cosa succede. Oie. Ai ai ai. I francesi hanno le flotte più inaspettate. Per fortuna senza leader. No, ma non ci voleva questa. La legione nipponica. Tra l'altro queste sono messe malissimo. Ho l'impressione che affonderemo tutti. Allora, cambiate rotta. Non dobbiamo consentire ai francesi, certo, di sopravvivere. Ecco, questi sono sbarcati. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Non abbiamo leader, ahimè, perché il nostro leader è qua. Però una cosa la potremmo fare. Questa. Ottima. Questa è ottima. Penso che qui sia l'unico metodo questo. Allora. Ecco un'altra flotta. Sono pieni di flotte pestifere, anche perché hanno di quei leader che se li usano sono pericolosissimi. E... Uie, c'è già affondato il galeone, il che significa che i nostri trasporti sono in gravissimo pericolo. Maledetti francesi, però dobbiamo... Questa è la flotta d'Oriente, tra l'altro. E che fare qua? Arrivano il
Dov'è che arrivate? Il 14, mio Dio. Come faremo a resistere 14 giorni? Non resisteremo mai 14 giorni. Intanto abbiamo finito una colonia. Ah, la colonia australiana qua. E abbiamo finito l'assedio di Artois. Vabbè. Allora, qui però sta calando a picco la nostra flotta. Probabilmente. Uie. No, così non va bene. 14. Non riusciamo a scappare? No. Ho l'impressione che non farà una bella fine. Allora, anzi, non l'ha già fatto ormai. Non c'è proprio modo di fuggire. Poi questo turno ci voleva, insomma. E niente, non c'è via di fuga. Abbiamo fabbricato le pretese sul delfinato nel frattempo. Ciò ci rallegra in una situazione altrimenti un po'... abbiamo perso probabilmente 4.000 uomini in questo modo. E già. E 5 navi. Che si muovono. Allora, vediamo un po' di trovare un metodo per l'attacco che possa funzionare. Il colonizzatore lo mando qua. Allora, quindi questa isola è sempre più inattaccabile. No, vabbè, riusciamo, continueremo a reclutare soldati. Qui forse è meglio ritirarci. Penso che vogliano attaccarci lì, quello che tenteremo di evitare. Ok, sono arrivati tutti. Allora dovremmo avere un po' più successo in questo caso. Qui abbiamo una flotta. Questi invece sono quelli di Siviglia, un po' in pericolo. Vabbè, allora. L'abbiamo fatto... ok, siamo riusciti a sbarcare. Il che significa che questi li riportiamo subito al sicuro. Qui magari uniamo gli uomini. Allora, stiamo attenti alle mosse. Aie, ci hanno fregati. Dovevamo, si vede, arrivare dopo, invece siamo arrivati prima. 11 giugno arrivano, è troppo tardi, bravi. Ok, sono in trappola. Queste flotte, di cui non si capisce più niente. Allora, 11 giugno. Va bene, dovrebbero essere in trappola. Allora, qui come vi dicevo, creo le pretese sull'Olanda, sul Brabante in particolare, anche perché Friesland non ci interessa. Ok.
penso che dovremo appunto conquistare il Brabante. Sì. Per poi vassalizzare nella seconda guerra e liberare Friesland, naturalmente. Dovremmo attaccare Tripoli. Qualcuno l'attaccherebbe, immagino. Ma tutto sommato abbiamo tempo. Tanto questi entrano nel Mediterraneo. A loro rischio e pericolo. Vediamo. Non è scoppiata la battaglia navale. Ma noi direi che la forziamo sta battaglia navale. Niente battaglia navale. No, questo non va bene. Non va bene soprattutto perché qui abbiamo una nave. Dovremmo attaccarli comunque. Ok. Eccoli qua. Presi alla sprovvista. Forse qui sarebbe meglio tenere d'occhio l'accesso al Mediterraneo in modo che i francesi non possano fare follie. Allora, vediamo se qui c'è qualche novità. Tutta una flotta gigantesca, ecco che... Tanto il Bangladesh è stato, come pensavamo, annesso. Annesso, scusate, Sindh. Va bene. Niente che ci importi molto. Anche se noi abbiamo interessi in quest'area, soprattutto riguardanti i Timoridi, perché vorremmo vassalizzarli. Per poi annettergli la Persia. Ecco, questi sono stati debellati facilmente e li rimandiamo a Genova e questi a Tunisi. No, a Siviglia, scusate. Va bene. Dove sarà il nostro... Ecco, la flotta principale. Voilà. Ecco, abbiamo affondato senza perdite. Allora vediamo questa flotta africana che fine sta facendo. Mi sembra che stia affondando per bene. Forse è meglio ritirarla. E non sembra sia messa molto meglio quest'altra. No. Lasciamo... No, non possiamo lasciare nessuno. Beh, ritiriamoci tutti allora. A questo punto. Qui tanto le flotte sono state ormai sconvolte, direi. Magari portiamo qualcuno a bloccare qui, ma... Allora, non dimentichiamoci che c'è una flotta, questa, che sta bloccando per bene, ma io direi che in questi casi è meglio magari... Quanti giorni mancano qua? 17. Magari lasciamocela ancora qualche giorno. Lì Lione è stata conquistata. Vediamo se abbiamo un generale magari libero. No. Però abbiamo un bel esercito lì di cannoni. Ah, guarda te, il loro generale dove era finito, però si è portato in trappola da solo, visto che la nostra superiorità numerica anche qui è evidente.
potranno magari salvarsi con un po' di fortuna, ma pare di no. Cuenca intanto è stata conquistata. Io direi che possa essere conveniente a questo punto. Ma questi li possiamo lasciare qui. Potrebbe essere conveniente fare qualche esplorazione dal mio punto di vista in queste Filippine che forse... Ah, non abbiamo... Non c'è collegamento terrestre. Forse si chiameranno, anziché Filippine, non so... cosmiche, non lo so. Cosmie. Allora... Vabbè, niente, qui non possiamo, non abbiamo navi disponibili per via dello scontro che si è avuto. Comunque... Ahie, mi sa che invece qualcosa affonda qua. Una nave, forse. Non c'è molto da fare. Una nave affonderà, ma... Ok, qui siamo riusciti ad affondarli. Questo lo sapevamo, che ci toccava. Tanto Cartagine la stiamo convertendo. Penso che la nostra opera di conversione potrebbe... Non so, potremmo magari estenderla questa zona, però. Vediamo un po' come siamo messi. Ma sì, perché no? Dai, questa zona la possiamo convertire. È un po' uno spreco, forse. Però, come sapete, forse l'Italia dei tempi di Diocleziano si estendeva anche in Dalmazia, perché non in Illiria, insomma. E allora facciamo anche noi quest'opera. Allora, va bene, andiamo avanti. Dovremmo essere abbastanza tranquilli adesso, però ci servirebbe sempre. Questa si è salvata per miracolo, avete visto? Heavy Ship, ma proprio senza nome, è un po' triste. Qui potremmo staccare queste navi pesanti e mandarle proprio... Perché non c'è bisogno di tutto questo esercito. Però... Berry. Picardia, ecco il nostro Cosimo. No, è Filippo Giustiniani qui. Stanno cadendo tutte ormai. È fantastico quello che volevamo. Dov'è il loro esercito? Questo è la nostra preoccupazione. Penso che sia scomparso. Ah no, eccolo qua. Sta tentando di riprendersi. Allora, adesso lo attacchiamo e lo sistemiamo per bene. 11. Ok. Anche l'Alvernia è stata presa. E a questo punto non resta quasi niente. No, beh, quasi niente forse no. Però
Stanno davvero cadendo tutte una dietro l'altra, quindi penso che il tempo sia breve prima che ci sia una capitolazione generale. Vediamo se qui siamo arrivati. Ormai sì. Parigi, Parigi. È caduta Parigi. Ottimo. Magari andiamo a prenderci anche l'ultima isoletta che proprio non voleva cadere. C'è qualche nave che possa bloccare anche quell'altro porto? Questa è una bella domanda. Sembra di no. Ahimè. Questi reggono ancora per un poco, ma... 70 è un po' poco come integrità. Qui, se facciamo così, penso che la flotta africana scompaia, vabbè. Non ci importa troppo. Ecco, abbiamo ingaggiato il nemico. Allora, cos'è successo? Non ho concesso la sconfitta. Vabbè. Toledo, Lussemburgo. È andato tutto benissimo. E la Persia dichiara guerra al Bangladesh. Questo non è che ci piace molto. Ma quanto vuole prendersi la Persia, maledetti? La Persia è diventata davvero una cosa terribile. Ok. Ormai anche qui è tutto sotto assedio. Non possiamo far niente. È solo il Bangladesh, quindi non ha grandi speranze. Questi sono partiti. No, abbiamo perso le pretese su Breda. Ah, però è quella austriaca. Ok, abbiamo liberato Nuovo Otranto. Qui, vabbè, sprechiamo pure tutti i punti che abbiamo, tanto cosa c'è da... Non abbiamo niente a perdere. Andiamo di qua magari. La Guascogna è nelle nostre mani. Cade tutto nelle nostre mani. Allora, io direi... Tra l'altro Monaco non è più la capitale. Non mi ricordo quanto ci ama o ci odia. Ci odia parecchio. Sarebbe stato il caso di... Forse. No, potremmo cederla. Ah no, ha solo una pretesa. Augusta. No, non possiamo farci molto. Potremmo far pace con Monaco. Però possiamo addirittura... È conquistabile Monaco, ma non abbiamo pretese, non è il caso di conquistarle anche nell'impero. Possiamo fare le normali richieste. Ah, non accetterebbero. Augusta invece non è caduta. Allora, qui si sono completate le navi. Non so in realtà bene che... non mi ricordo a che flotta fossero destinate. Penso che dopo la guerra dovremmo un po' risistemare le flotte in generale. Allora, volevo vedere, i nostri rivali sono ancora questi. Francia, Spagna e Portogallo. Però abbiamo già creato le pretese che ci servivano.
Direi di sì. Anzi, c'è già di troppo Salamanca. Quindi la creiamo comunque sull'Inghilterra la pretesa. E qui possiamo davvero sbizzarrirci. Iniziamo magari da qui. Verremo di sicuro scoperti, ma... Ok, abbiamo liberato un po' tutto. Delfinato. E io direi che possiamo anche iniziare a ritirarle queste, perché... Non so. È chiaro che ormai stiamo conquistando tutto, non c'è bisogno di sprecare manodopera. Anche perché ne stiamo perdendo un po' e forse stiamo anche causandoci qualche danno in termini di logoramento di guerra. Ok, abbiamo finito. Che abilità d'assedio ha questo? Scarse. Io direi di continuare a esplorare. No, aspettate. Continuiamo a fare l'assedio. Magari lo mandiamo qui o qui. Ci deve essere qualche... tipo questa, dai. Andiamo qua. Vediamo se siamo... l'Austria ha dichiarato guerra alla Francia. Wow. Voglio riconquistare qualcosa, evidentemente. Cioè quello che conquisteremo noi, in realtà. Quindi non potranno fare molto. L'Austria non è che ci interessa molto che l'Austria prenda territori francesi, a dire il vero. Quindi... bah, non è che sia un'operazione che a noi... piaccia troppo. Volevo vedere anche... Ah, siamo arrivati qua. Fantastico. Quindi magari potremmo anche vedere di far questo. La Svizzera è dalla parte... Ah, quindi siamo in guerra con la Svizzera? No, ha solo onorato l'altra guerra. Vabbè, andiamo a affondare l'ultima flotta francese. Anche Béarn e Armagnac sono cadute. E possiamo chiudere qui l'episodio. Ormai la Francia, Parigi è nelle nostre mani, come ormai quasi tutta la Francia, e l'unica difficoltà è stata un po' quella di portare a compimento quest'ultimo assedio, e poi dovremmo sbarcare anche in Inghilterra magari per soccorrere il Galles, ma niente, nessun pericolo imminente. Avevo notato che abbiamo dimenticato di aggiungere Malta e Anversa all'impero, ma tutto sommato direi di farlo, tanto non ci costa niente. E chiudiamo qui l'episodio. Spero vi sia piaciuto. Probabilmente nel prossimo finiremo la guerra e inizieremo una guerra contro l'Austria, l'Olanda, l'Inghilterra, questi staterelli simpatici. Probabilmente ci converrebbe anche cambiare rivale a questo punto, magari sostituire, non so se la Spagna o il Portogallo.
con l'Inghilterra. Decideremo nel prossimo episodio. Ah, magari chiudiamo con un evento un po' diverso. Un episodio simpatico. Abbiamo cambiato la cultura Cartagine a ora cultura italiana. Va bene, dai, alla prossima.